Buongiorno a tutti, questo video è rivolto a Giuseppe Ricci di San Benedetto del Tronto, dell'ITB. È un video di ringraziamento a Giuseppe per aver voluto in qualche modo partecipare a questa mia manifestazione di protesta così estrema sulla Gru Ursus e aver portato la mia voce al Sun di Rimini, che è questa importante fiera che sta avendo luogo proprio in questi giorni a Rimini, appunto, dove vedrà la partecipazione di centinaia di migliaia di piccoli e medi imprenditori del settore turistico balneare italiano che arriveranno un po' da tutta Italia. Ecco, io credo che Giuseppe abbia compreso molto bene il senso di questa mia lotta, di questo sacrificio che sto facendo su questa gru, poiché rappresenta in qualche modo e incarna la rabbia e la disperazione di centinaia di migliaia di piccole e medie imprese, famiglie italiane, ehm, e del settore turistico balneari, ma non solo. Io credo che ormai questa lotta incarni un po' la disperazione di un po' tutte le imprese, piccole imprese italiane, visto che ormai abbiamo capito tutti molto bene che il comune denominatore che ha portato a questo disastro economico a cui abbiamo assistito in questi anni, a questo proprio stillicidio di piccole e medie imprese italiane, porta appunto un unico nome, un unico comune denominatore, che è questo di queste nuove, scellerate, criminali regole neoliberiste che ci vengono calate dall'Europa come dei diktat imperativi, e che hanno portato a questo disastro, a questo impoverimento della classe media italiana, e si capiva molto bene anche il senso di queste regole, era quello appunto di spostare la ricchezza, no? E di togliere ai più piccoli per dare ai più grossi, affinché diventassero sempre più grossi. E questo ormai è diventato chiaro a tutti, e direi che la voce della Luna in questo è proprio è un esempio emblematico, è diventato proprio è l'epilogo di un copione, di un film dell'orrore già scritto da questa Europa, da questa finta Europa dei popoli. E, e infatti la voce della Luna in questo momento è nelle mani di una multinazionale, che è appunto la Pacorini Group, e Paolo Fontanot, il Pane Quotidiano, che altro non è che appunto una multinazionale, una lobby, una holding finanziaria. E questo è, è pazzesco, no? E la cosa più pazzesca, ed era anche la cosa che temevamo tutti, è che questi personaggi non hanno neppure partecipato al bando di gara. Ecco. Ma anche questo in qualche modo era il copione di un film già visto. Noi sapevamo, non siamo italiani, in fondo sappiamo benissimo come funziona le nostre istituzioni, il sistema Italia, la politica Italia. Abbiamo un livello di corruzione, di collusione, di clientelismo che fa paura. E lo sappiamo, insomma, vuol dire, non è che viviamo nel paese dei balocchi o con gli occhi foderati di prosciutto. Sappiamo come funziona questo paese, e sapevamo fin dall'inizio quale fosse il pericolo di questa direttiva Bolkestein, famigerata direttiva Bolkestein, che come sappiamo poi in realtà era semplicemente il dito dove si nascondevano tutti quanti, tutti questi governi che si sono susseguiti fino ad oggi, no? Ormai siamo diventati peggio di un paese africano, non abbiamo neppure dei governi stabili, no? E quindi siamo sempre in una situazione di ostaggio, no? Noi cittadini e le categorie, no? E la nostra, la categoria dei balneari in questo veramente è stata
è stato un emblema. Anni e anni di terrorismo e questo essere ostaggi continui, perché ovviamente in questo clima di incertezza politica e governativa è come essere sempre in continua campagna elettorale, no? Quindi si vive sempre ostaggi delle promesse, degli impegni di questo o quel futuro governo, promesse e impegni che poi puntualmente sono sempre stati disattesi, no? Disattesi nei miei confronti, disattesi per tutto l'intero comparto, che ovviamente ha sofferto di questo e sta continuando a soffrire nonostante questa, così, questa proroga di 15 anni che ha da poco ricevuto, che pare che, anche, che in questo momento sia anche tornata a essere in discussione, per cui sono di nuovo tutti quanti in un clima di incertezza. Che non fa bene, certo che non fa bene all'economia, non fa bene all'impresa, perché voglio dire, la certezza del diritto è alla base di qualsiasi paese, di qualsiasi impresa, cioè non ci può essere impresa e non ci può essere paese senza la certezza del diritto. Ecco, noi siamo messi in questo modo qui ed è terrificante. Abbiamo visto insomma come si sono comportati i politici in tutti questi anni e i sindacati, no? Altro non sono che i camerieri ormai diventati di questa finta Europa dei popoli, e portano avanti ovviamente queste politiche neoliberiste. Abbiamo visto quello che è successo a Trieste, nonostante avessero appunto gli strumenti politici e giuridici per salvare la mia impresa, non li hanno usati, eppure erano degli strumenti molto semplici da usare, erano proprio norme di legge, ma evidentemente era chiaro che il progetto era un altro, insomma, che è quello che abbiamo visto. Sono stati capaci di paralizzare una piccola impresa, un piccolo imprenditore, un'azienda sana per anni, la Voce della Luna, e sono stati disposti proprio a massacrare proprio il lavoro, i sacrifici di un'intera vita di un cittadino, per poi metterlo nelle mani di una multinazionale, come abbiamo visto. È allucinante, ed è per questo che io non posso tollerare una cosa del genere. Andrò avanti anche a costo di farmi ammazzare, ma questa cosa non si può assolutamente tollerare. Ecco, abbiamo visto quello che hanno fatto i sindacati hanno fatto, lo sappiamo, il peggio del peggio. Il SIB, il sindacato italiano balneari, quello, il più grosso sindacato italiano, che avrebbe dovuto difendere la mia impresa a spada da tratta, qui a Trieste il presidente provinciale Paolo Salviato ha persino partecipato al bando di gara, e insieme a lui anche Bruno Vesnaver, che è il presidente provinciale della FIP, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, i quali fanno sempre riferimento alla Confesercenti, per cui al Confcommercio. Insomma, quando abbiamo detto questo, cioè, le chiacchiere stanno a zero, voglio dire, solo in Italia si possono vedere schifezze di questa portata, cioè hanno proprio abbattuto qualunque tipo di paletto questi due personaggi, ma insomma, però sono anche la rappresentazione proprio, loro incarnano, no? Bruno Vesnaver e Paolo Salviato proprio incarnano, insieme a questa classe politica locale ma anche nazionale, perché ormai è tutto così, questo disfacimento, incarnano proprio la decadenza etica, morale, culturale, proprio hanno abbattuto anche i paletti deontologici, cioè nessun paese civile normale si può immaginare che dei sindacati partecipino allo sciacallaggio delle imprese che dovrebbero loro difendere, cioè proprio ormai siamo al delirio in questo paese, è così. Però
Quello che voglio dire a Ricci e ai balneari di San Benedetto del Tronto, ma ai balneari anche di tutta Italia, le piccole imprese, piccole e medie imprese italiane, vorrei dire e ricordare che siamo in guerra. Questa è una guerra vera, una guerra dello Stato, delle istituzioni, dell'Europa contro noi cittadini, semplici cittadini, piccole imprese, piccoli imprenditori. È una guerra vera, una guerra strana, ma è una guerra subdola, strisciante, vigliacca, perché non si sente sparare, no? Non si sentono i bombardamenti, il, il rumore dei carri armati, no? Però è una guerra che fa morti sul serio, distrugge famiglie, distrugge imprese, induce la gente al suicidio. Abbiamo visto quanti imprenditori si sono tolti la vita per disperazione e le persone come me sono costrette a fare gesti così importanti. Ecco, allora immaginatemi come un soldatino in guerra. Io sono un soldato in prima linea, in trincea, e voi siete le retrovie. Quindi impariamo a fare squadra, impariamo a stare uniti e a combattere tutti nella stessa direzione. Io sto portando qui in qualche modo la vostra voce, io sono la vostra voce e voi siete la mia voce, sarete la mia voce a Rimini e combattiamo insieme e ricordatevi che qui a Trieste c'è in questo avamposto, in prima linea, c'è un soldato che combatterà fino alla fine. Buona giornata a tutti.